speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare programmi e candidati in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. È nostra ospite Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico e candidata per il PD, sempre al Senato, nei collegi uninominale di Castelfranco, Montebelluna e poi provincia di Belluno e parte anche del veneziano, e nel plurinominale, sempre per il Senato naturalmente, il collegio Veneto, che comprende Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Ben trovata Laura Puppato. Grazie a voi per avermi invitato e permettermi di fare questo incontro pubblico. Un tema che è tornato molto alla ribalta negli ultimi anni è quello dei, chiamiamoli così, diritti civili. Forse non potrebbe sembrare, insomma, si parla spesso di bisogni, quelli, come dire, più immediati, giustamente, il lavoro, l'economia, certo, sono temi molto caldi e inevitabilmente molto sentiti, però sta aumentando molto anche la sensibilità dei cittadini su questi diritti, insomma, che vanno dal fine vita alla famiglia, il matrimonio, quindi vari temi in cui forse in Italia c'era anche una legislazione, possiamo dirlo, un po' ormai datata, antiquata. Qualcosa è stato fatto? Bisogna proseguire anche in questo settore? Sì, ti ringrazio per la domanda, perché credo di poter dire senza tema di smentita che questa legislatura è stata una legislatura di grandissimo valore per i diritti civili. E di questo siamo molto orgogliosi. Non era facile. Al Senato, come è noto, non abbiamo la maggioranza e quindi non era facile portare a casa i risultati. Tanto è vero che, per esempio, per quanto riguarda lo Ius Culturae, che è appunto la legge che dovrebbe dare la cittadinanza ai bambini che non solo nascono in Italia, ma frequentano un ciclo di studi completo in Italia, conoscono la Costituzione, giurano la fedeltà alla Costituzione italiana, appunto avendo almeno 10-11 anni di vita per riuscire ad ottenerla. Voi vorremmo, e l'abbiamo messo nel programma, dare la cittadinanza, perché riteniamo che così si fa comunità, non certamente escludendo ragazzi, bambini che devono chiedere le autorizzazioni per fare le gite scolastiche e che non si devono sentire italiani, perché se vogliamo essere un unico paese che lavora insieme, che combatte insieme contro le difficoltà, dobbiamo sentirci italiani, io credo, no? Ebbene, questa legislatura ci ha permesso di fare delle cose davvero molto belle, molto importanti. Tra l'altro, vedere la gente piangere quando le hai realizzate dalla gioia, ti rendi conto di quanta felicità si può dare quando condividi quando condividi la serenità di far parte di un paese in cui tutti, nessuno escluso, vengono rispettati. E questa cosa, secondo me, è civiltà, non c'è altro da dire. Allora, aver dato cittadinanza al diritto delle coppie gay di poter esistere, ascoltare, commuovendomi, come mi è successo, la storia di due signori che sono vissuti insieme per 50 anni, come la migliore delle coppie eterosessuali, no? Che hanno vissuto, lavorato l'uno accanto all'altro, volendosi un bene dell'anima, difendendosi, proteggendosi da un mondo che si rifiutava di riconoscere il loro legame affettivo. Ma io dico, non è stato facile, devo dire, alla mia età, scoprire questo mondo e farmi delle domande, perché non sono giovanissima, evidentemente noi siamo ciò che mangiamo, dice qualcuno, quindi siamo la nostra storia, quello che abbiamo ricevuto, no? Come siamo vissuti. E non posso negare che per me è stato un cammino, quello di incontrare queste coppie e riconoscere il loro diritto. È stato un cammino anche per me. E alla fine di ogni incontro mi chiedevo, ma che diritto ho io di scegliere chi deve amare una persona? Cioè, è pazzesco se ci pensi, no?
semplicemente perché io sono eterosessuale, cioè perché io, come dire, mi sono sempre innamorata solo di uomini e non ho mai immaginato di potermi innamorare di una donna. E se qualcuno invece si innamora di una donna ed è una donna, o qualcuno si innamora di un uomo ed è un uomo, perché devo decidere io che la loro è una malattia, una coppia sbagliata? Ho sentito delle cose pazzesche anche all'interno del Senato quando abbiamo discusso delle unioni civili. Lo Stato che si mette nella condizione di scegliere chi devi amare. Ma quando mai? Cioè questa cosa è abominevole ed è uno sfregio proprio all'identità della persona. Quindi aver messo in campo i diritti per le coppie di fatto eterosessuali, i diritti per le coppie invece omosessuali e quindi aver garantito loro determinate garanzie, tutele, no? La reversibilità della pensione, per esempio per chi si sposa di fatto, l'unione civile è di fatto un matrimonio, insomma, sotto mentite spoglie, ma più o meno questo è, che è una tutela anche per lo Stato. Attenti bene, perché la coppia riconosciuta, certo, ha dei diritti, ma anche garantisce lo Stato rispetto, per esempio, alla solidarietà reciproca, alla tutela sanitaria, alla tutela nei confronti dei figli, quindi tutta una serie, no, di obiettivi doveri, perché sposarsi non è solo un diritto, è anche un dovere, no? Essere riconosciuti, ma devi dare e garantire. Bene, tutto questo a me è parso un passo di civiltà straordinario. E per ultimo abbiamo chiuso la legislatura con un fiore all'occhiello, io dico, che è il fine vita. Si chiamano DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Nulla a che vedere con l'eutanasia, ancor meno con il suicidio assistito che si può fare all'estero, ma che l'Italia giustamente, a mio avviso, ha rifiutato. Semplicemente mettere nero su bianco la volontà di un non accanimento terapeutico, la scelta di evitare, per esempio, di dover essere intubati e vivere come vegetali, la scelta di non voler essere, come dire, macchinosamente messi nella condizione di dover vivere senza poter vivere. Sembra insomma un ossimoro, ma purtroppo è quello che è capitato, perché nel momento in cui ti mettono la valvolina e a quel punto attraverso quella valvolina, attraverso le medicine, mangi e bevi, ma in realtà non bevi acqua e non mangi cibo, ma semplicemente vieni alimentato attraverso sistemi farmacologici o con la ventilazione forzata in qualche modo ti fanno respirare anche extracorporea. Insomma, c'è qualcuno che lo può accettare ed è corretto che lo accetti, c'è qualcuno che dice non accanitevi se vedete che il mio corpo, come dire, non esiste più, non c'è più, se il mio cervello non c'è più, lasciatemi andare. È stata molto bella una espressione che ha usato Maria Bettamin, una signora molto devota della mia città, che è stata al centro di un caso con la morte del marito, Dino Bettamin, che è stato, diciamo, conosciuto un po' in tutta Italia. Ebbene, abbiamo fatto una serata a Montebelluna proprio, alla presenza di Englaro, il papà, come tutti ricordiamo, di Eluana, e lui è stato aggredito letteralmente da alcune persone che erano sedute in prima fila, che lo hanno tacciato di assassinio. È stata una cosa molto brutta. E lei si è alzata, era tra il pubblico, era previsto che non parlasse, si è alzata spontaneamente e ha letto una dichiarazione del marito e ha spiegato come Dino Bettamin abbia scelto di chiudere la sua vita andandosene in pace, in serenità, con i suoi affetti intorno, nel modo più sereno e più giusto possibile. E pienamente approvato questo comportamento anche dal parroco e da tutti coloro che stavano intorno. Voglio dire che il fine vita può essere un momento della vita in cui una persona semplicemente dice: oggi ci sono macchine che possono tenerci in vita, che 10 anni fa non c'erano, che 20 anni fa non c'erano, quindi la tecnologia è avanzata, ma noi restiamo persone umane e c'è qualcuno che dice: io non voglio che usiate troppa tecnologia solo per tenermi in vita.
io voglio andarmene quando è la mia ora. E credo che molti di noi faranno questa scelta attraverso le DAT, che adesso finalmente sono legge dello Stato. Siamo in conclusione, ma un'ultima cosa voglio chiedere a Laura Puppato. Lei diceva un passo di civiltà, un passo anche però non semplice, che ha provocato, lo accennava lei stessa in qualche modo, anche parecchie polemiche, forse meno di tutte proprio sul fine vita, che è più condiviso, ma altri di questi provvedimenti invece hanno suscitato davvero un dibattito asprissimo. Alcuni, insomma, non diciamo nulla di nuovo, sono addirittura stati rimandati, perché parliamo anche dello ius soli, lei citava prima lo ius culturae, preferisce questa definizione. Sì, perché è più giusta, non è un diritto di nascita. Di nascita dovuto al suolo, ma appunto all'aver anche frequentato. Sì, perché hanno raccontato cose inverosimili, tipo che bastava che avremmo avuto un'immigrazione massiccia, mi viene da ridere perché era chiaramente tutto falso, per il semplice fatto che arrivando in Italia e nascendo in Italia si sarebbe stati italiani, incinta, certo, robe totalmente inventate, prive di qualsiasi anche fondamento. Alla frequenza di un certo numero di ciclo scolastico. Però insomma, ma sicuramente ha suscitato anche polemiche. Mamma mia, certo che ne ha suscitate polemiche. Ascoltare Giovanardi in Senato, voglio dire, uno deve mettersi i tappi nelle orecchie per non morire pazzo, nel senso che dice: ma che cosa stai dicendo, no? Siamo stati accusati di tutto e per fortuna, insomma, la verità sta avendo il sopravvento, come spesso accade. Bisogna avere il coraggio della verità, la verità è coraggiosa, e riconoscere la propria società rispetto a oggi e non fingere di non capire o non riconoscere diritti, no, alle persone. Io dico sempre: ti ho tolto qualcosa? No. L'ho dato a qualcun altro che non ce l'aveva? Sì. E perché te la prendi? Io non ti sto togliendo niente, sto semplicemente dando anche agli altri ciò che tu già hai, va bene? Mi viene in mente quel fotogramma di un film dove si discuteva negli anni 70 del divorzio, ed è accaduta la stessa cosa. Poi si è scoperto che tutti coloro che erano contrari al divorzio, diciamo, erano normalmente bigami, o magari avevano, come dire, ufficialmente altre mogli, insomma, altri amanti, eccetera, eccetera, o magari addirittura li scoprivano nottetempo nelle strade di Roma a ricercare prostitute. Insomma, questa pruriginosa, no, conservazione, che in realtà non è nient'altro che il non voler aprire gli occhi su una realtà. Ecco, io preferisco che alla luce del sole le persone vivano, siano rispettate, siano riconosciute, vengano garantite per tutto quello che riguarda la loro vita, perché nascere in un paese civile o nascere in un paese, ai noi, dove c'è la dittatura e dove devi stare attento a come parli, a come vivi, beh, insomma, fa la differenza. E io voglio vivere in un paese civile, voglio vivere in un paese dove le persone si sentono rispettate e dove le persone capiscono che lo Stato oggi è nelle condizioni di riconoscere i loro diritti. Io penso che abbiamo fatto un grande passo avanti e sono molto orgogliosa di quello che abbiamo fatto. Anche nel divorzio breve, ridurre i costi, ridurre la pesantezza di un divorzio, comprendere che i figli, per esempio, hanno bisogno di serenità e di amore e di sicurezza e non sopportano anni di litigi, anni di diatribe, costi pazzeschi nei tribunali, con gente che è stata seguita per mesi, per anni, per individuare le loro colpe, come se fossimo ancora nel 1100, nel 1200, in pieno Medioevo. Beh, insomma, guardiamo avanti e cerchiamo di essere tutti degli adulti responsabili, no? Anche a questo serve crescere insieme in una società più evoluta. Grazie a Laura Puppato, candidata al Senato per il Partito Democratico. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito. Vi rinnovo l'invito ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.